Fondata e diretta da Paolo Pilloncia, l'Acanas, rivista bilingue delle identità, è nata all'inizio del marzo 2003 e ha una cadenza bimestrale. Il suo obiettivo principale è quello di raccontare la Sardegna dall'interno attraverso la cronaca, le tradizioni, i tesori della cultura popolare, l'ambiente, le feste laiche e religiose, il teatro e la poesia. L'Acanas, che in sardo significa confini, è aperta ai contributi di tutti. Al suo interno trovano spazio anche fatti e protagonisti delle altre culture minoritarie europee che con la Sardegna condividono la battaglia per la difesa delle diversità. Con il primo numero del 2006 l'Acanas si è copiosamente rinnovata. La grafica è stata rinfrescata e accanto alle rubriche tradizionali Subra Subalcus, Subitira Limba, ne compaiono numerose altre. I paesi a cura di Elisabeth Ledda e Emanuela Mereu, la musica di Roberto Mura, la cucina di Giovanni Fancello, Ervas di Luciano La Piapireta, la salute di Oliviero Unioli. Qualche altra iniziativa, inoltre, troverà spazio nei numeri successivi. Corredata da foto a colori e in bianco e nero, l'Acanas segnala per l'elegante veste grafica e per il suo pratico formato. Ci si può abbonare spendendo solamente 18 €. L'abbonamento, oltre ad un risparmio del 30% sul prezzo di copertina, offre al lettore il vantaggio di vedersi consegnare direttamente a casa i 6 numeri, di avere il prezzo bloccato per un anno, di ricevere in omaggio un libro e di poter acquistare tutti i volumi della Domus Deiana scontati del 25%. L'Acanas è in tutte le edicole e nelle migliori librerie della Sardegna al prezzo di 4 € a copia. L'abbonamento, come già detto, costa 18 € e l'abbonamento per l'estero viene a costare 50 €. Ci si può abbonare anche con il PDF. Gli argomenti che noi trattavamo in l'Acanas funt in medasa. Uno dei argomenti delle rubriche è questo dei vidas ed ogni numero noi dedichiamo una varietà di pagine a una dei vidas de Sardegna. Un'altra rubrica è questa della musica e ogni volta bene di affrontare un genere musicale differente e intervistare un cantante o un gruppo sardo, non per forza chi suona la musica tradizionale. Poi un'altra rubrica è questa de sopra su palco, gli improvvisatori sardos, rummanos de ogni tempo e garas de palco. Poi noi teniamo la rubrica de ervas, la rubrica che riguarda la cucina, la rubrica che riguarda la salute e a capo di questa rivista noi teniamo una pariga de ventanas. Una riguarda sempre un popolo del suo mondo, personaggi, logos, tradizioni e tutte cose che riguardano la cultura nostra e l'isola della Sardegna. Leggei l'Acanas e abbonai. Adios e saluto a tutti.